Buongiorno, auguri, Buongiorno. Mancano 2 giorni a Capodanno. 2 giorni. 2 giorni. Ancora una volta un bel Capodanno per Ti tutti. divertirai. Ma sì, tu dove vai? A letto. A letto, eh? Da Proprio sola. a mezzanotte? Da sola. Per... No, lo sapevo che poi Guai, c'era la guai, battuta. guai. No, nessuna battuta, nessuna A letto battuta, alle 8. assolutamente. Allora, A lo ronfare sai? a mezzanotte. Lo sai? Fred Bongusto. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Diego Moreno, bentornato. Buongiorno. Argentino di nascita, napoletano di adozione, sì, musicista, scrittore, cantante, chitarrista, tutto sei. Ma insomma. Hai fatto delle cose bellissime, sei esperto di tango, la voce del tango, Tango Moreno, Tango Scugnizzo, e questa nuova opera è Canzoni di buon gusto. Di buon gusto, di sì, buon perché gusto. Fred Bongusto si chiama all'anagrafe Alfredo Carlo Buongusto, Ah, si in chiama arte Buon Fred Gusto. Bongusto, Ah, sì. Voi siete amici? Siamo amici, l'ho avuto come maestro per oltre 15 anni, l'ho seguito in tournée in Brasile, Argentina, Uruguay, che poi è la mia terra argentina. Non è giovanissimo, vive ancora, io volevo assolutamente Tanti lo amano. assolutamente, ha lasciato un Spaghetti segno a Detroit, indelebile. balliamo, Amore fermati, che bello, di Doce Gorni Cranio. Doce, questo nostro grande amore. Com'aggia fa l'hai fatta con Maria Nazionale, una Maria voce lusignolo di Napoli, una che voce meraviglia. meravigliosa, Ma anche gli oltre che altri, attrice e cantante. anche altri. Paolo Fresu, Antonio Paolo Onorato, Fresu. Gianni Oddi, che è stato suo Fabio sassofonista. Concato, Fabio lei- Concato abbiamo fatto Spaghetti a Detroit con Fabio in un modo davvero, credo, unico. Quindi è io li ho chiamati ospiti d'amore, non solo ospiti d'onore per il loro calibro Allora, adesso artistico. le diamo un Sì. pezzettino di Com'aggia fa. Ok. Ma com'aggia fa a priesa a te, stonga scema scema. Ma com'aggia fa, voglia a te, voglio stu velena. Io non ci faccio più, e tu, manco pa capa. Come ti è venuta l'idea di unire Fred Bongusto al tango? Beh, Fred ama Sud America ed è stato questo forse il motivo per il quale nei corridoi della RAI ci siamo incontrati oltre 20 anni fa. Sembra sia Mucho Gusto Fred Bongusto, pensa in Argentina. Il titolo dell'album si chiama Che bella idea, canzoni di buon gusto. Che bella perché idea, Canzoni di buon la gusto. hit di Fred Bongusto in Sud America si chiama Che bella idea, un brano di Alberto Testa, che qui è passato abbastanza, Alberto, grandissimo autore, Sì, amico, sì. qui è passata un po' in sordina, però in Argentina è una hit. Io ho fatto dei teatri con oltre, lui già ultra settantenne, oltre 1200. Ma che meraviglia, noi lo salutiamo con assolutamente, tantissimo diamo un affetto. abbraccio. Dimmi un'ultima cosa, l'11 dicembre è stata la giornata dedicata al tango. Per Carlos Gardel, tu sai che è la tu voce hai del scritto, tango, esatto, unica biografia in italiano. L'unica biografia su Carlos Gardel. Cosa rappresenta il tango per l'Argentina? Il tango, vabbè, è il pensamento triste che si baila, così lo ha coniato Enrique Santos Il Discepolo. pensiero triste che si balla. Può anche ballare, Si e può- Discepolo, che era il nostro sommo poeta, era di origine napoletana, per cui Tango Scugnizzo, che compie 10 Tango anni, Scugnizzo. io lo amo Mi piace particolarmente. anche a me, tango e Napoli sono veramente Passione, una la coppia, passione, ecco, la passione passione. ci unisce. Vi unisce. La passione. Allora, io le seguido, Grazie. parlerà